3 società che si occupano di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti e 21 mezzi per un valore complessivo di 7 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del NOE nell'ambito di un'inchiesta sulla realizzazione di una discarica abusiva. La discarica era stata nascosta con la creazione di terrazzamenti per uliveti. Dalle indagini è emersa anche la gestione ed il trasporto non autorizzati di 850 tonnellate di rifiuti, reati contestati a 22 persone. Proseguono le indagini della squadra mobile di Reggio Calabria per risalire alla rapina messa a segno sabato pomeriggio da 2 malviventi alla gioielleria Versace di Piazza Camagna. I 2 banditi, uno dei quali armato di pistola, sono entrati dalla porta principale, bloccando e immobilizzando il proprietario del negozio, Agostino Versace. Hanno quindi tentato di aprire la cassaforte non riuscendoci e a quel punto hanno svaligiato vetrine e scaffali per poi dileguarsi indisturbati. Le temperature miti e la bella giornata hanno favorito la classica passeggiata invernale a Camigliatello. La nota località sciistica ieri è stata letteralmente invasa da appassionati e turisti. La neve in realtà non è molta, ma questo non ha fermato la flotta di sciatori e snowboarder che tutto il giorno hanno dato prova di se stessi alternandosi sulle piste di Botte Donato, esibendosi in evoluzioni e capitomboli. Al rientro però qualcuno ha trovato delle brutte sorprese andando a recuperare le proprie auto. È nata a Reggio Calabria, nell'Aula Spinelli degli Ospedali Riuniti, l'Associazione per la Neonatologia, organismo che si propone di sostenere e aiutare le famiglie con bambini nati prematuri che hanno bisogno dell'assistenza medica in ospedale. Nell'occasione un convegno alla presenza di Antonino Nicolò e Claudia Laghi della divisione di neonatologia, Paolo Bridi, presidente Amici della Neonatologia Trentina, Anna Crippa, vicepresidente di Vivere Onlus e Carla Fortino, presidente dell'associazione Il Bucaneve Messina. Antonio Bassolino, ex governatore della regione Campania, ha presentato a Catanzaro Napoli Italia, il suo ultimo libro edito da Guida, in cui ripercorre la sua esperienza politica e amministrativa dal 1993 al 2010. Non ha però disdegnato qualche accenno anche al presente ed al futuro politico, ma anche di natura personale. Accanto a Bassolino c'erano il suo collega, ex governatore della Calabria Gazzolo Iero, il presidente della provincia Vandaferro, l'ex sindaco di Cosenza Eva Catizzone e Anna Maria Longo. Informare la città su ciò che ha fatto da quando è entrato in consiglio comunale a pochi mesi dalla fine della legislatura. E questo è il motivo della conferenza stampa indetta dal capogruppo di Nuova Alleanza per Catanzaro, Franco Cimino, a Palazzo De Nobili. Dopo aver ringraziato i cittadini per i voti ottenuti, Cimino ha criticato l'attuale politica locale e denunciato la scarsa attenzione della regione e del governo nei confronti del capoluogo. Alle prossime elezioni Cimino concorrerà nelle fila dell'UDC. 3 navi della Marina Militare Italiana, Minerva, Libra e Orione, sono state in sosta al porto di Reggio Calabria presso il Molo Levante fino a ieri. Le 3 unità operative appartengono al comando delle forze di pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera. Il capitano di vascello Antonio Pasanisi ha incontrato i rappresentanti degli organi di informazione, spiegando le finalità della scuola comando e le caratteristiche delle 3 unità in sosta nel porto. Lo stesso capitano ha poi incontrato il sindaco Giuseppe Raffa.